Vietate le manifestazioni in Piazza Duomo, Piazza delle Erbe e dei Frutti, Piazza dei Signori, il cosiddetto Lisson di Padova fino a Via Roma, esclusa Piazza Garibaldi. È questo il contenuto della direttiva al questore immediatamente operativa firmata dal prefetto di Padova Raffaele Grassi, illustrata al termine del Comitato per la sicurezza e l'ordine pubblico. Una direttiva a cui si aggiunge l'ordinanza del sindaco Sergio Giordani che obbliga chiunque partecipi a una manifestazione all'uso della mascherina e al distanziamento. Il percorso è tracciato, la linea seguita dalle massime autorità cittadine chiara, come spiega il prefetto. Il diritto esercitato da parte dei Novax di manifestare il proprio pensiero ha indubbiamente invaso altri diritti costituzionalmente garantiti, che sono la mobilità e la libera circolazione quindi dei cittadini da una parte, la libera impresa e non ultimo chiaramente il diritto che la comunità deve avere, costituzionalmente garantito, alla salute pubblica. Contagi cresciuti in città e provincia, un dato illustrato al comitato dal direttore generale dell'ULSS 6, i diritti vanno garantiti a tutti, precisa il prefetto. Attenzione, non si negano diritti, si regolamentano. E la legge ci dà la possibilità, e la Costituzione stessa ci dà la possibilità di regolamentare diritti, non si negano diritti. Ogni manifestazione, compreso l'annunciato corteo dei No Green Pass di sabato prossimo, dovrà essere preannunciato alla questura che valuterà sulla base di queste due precise indicazioni la direttiva del prefetto che si muove nei limiti indicati dal Ministero dell'Interno e l'ordinanza del sindaco. Essendoci questi due atti amministrativi non potrò che non consentire, vietare una manifestazione nelle aree che sono indicate nella direttiva e non potrò consentire una manifestazione che nei presupposti non possa rispettare, quei manifestanti, o meglio, non possono rispettare le regole che sono state imposte dal sindaco.